A Spiazzo di Vagliona erano quasi 2000 le persone arrivate da tutto il nord-est, anche con i pullman, per salutare per l'ultima volta il quindicenne Filippo Cortivo, morto a seguito delle ferite riportate in un incidente stradale ad Orgiano, centrato in pieno sul suo scooter da un'auto che procedeva a forte velocità. E l'alta velocità era amica invece per Filippo, che correva nel campionato Rotax Junior di karting con risultati agonistici di tutto rispetto che facevano di lui una promessa per il futuro agonistico. Al campo sportivo gremito di Vagliona, in lutto cittadino, c'erano i suoi compagni di squadra e i principali rappresentanti delle scuderie del nord-est. Il tuo viaggio non si è interrotto, ha solo cambiato direzione. Saluta le stelle per noi e piega forte tra le nuvole. Ciao Pippo. La mia chiesa era la pista di go-kart, il profumo dell'asfalto, ma Gesù era lì, con me. Era un pezzo del mio team. Questa morte ha sconvolto una comunità intera, non solo per l'età di Filippo, ma anche per le modalità e per come è accaduta proprio nei primi giorni di vacanza. Ora corri su strade senza curve e senza fine. Mi mancherai Pippo. Buon viaggio campione. I suoi compagni dell'istituto Masotto, il suo kart, la sua moto, il suo cane, la sua famiglia, la mamma Elina e il papà Flavio, che hanno voluto celebrare questo evento come fosse una festa al paddock di gara, con tanto distappo dello spumante al termine della gara. Particolarmente toccanti le parole della sorella Chiara pronunciate durante il lancio di palloncini bianco-rossi tra la commozione generale. Ed io sono felice, sarò per sempre felice, perché so che ti porterò per sempre, per il resto della mia vita, dentro di me. Perché tu sei sangue del mio sangue e ora io vivo anche per te, come mamma e papà. Il mio amore per te è immenso. Ciao Filippo, ciao fratello mio, ti voglio tanto bene. Ringrazio tutti a nome di Filippo perché se lo merita, è una sua festa, è giusto farla così. Grazie a tutti.